È proprio compito della nostra commissione, che è una commissione d'inchiesta con poteri speciali sul tema delle ecomafie, quella di aprire fascicoli in relazione a fatti che abbiano rilevanza, diciamo, possibile penale e comunque per aspetti che hanno rilevanza ambientale. Quindi in questo caso specifico noi abbiamo una situazione che da circa 2 anni vede in Italia una numerosità di incendi sospetta. Sono tutti impianti, sono oltre 30 gli impianti di riciclo che hanno visto appunto un incendio in dimensioni e quantità, diciamo, statisticamente molto anomale. Questo è senz'altro uno dei casi, non è l'unico in Veneto anzi, e tra l'altro quasi sempre in questi casi abbiamo notato che ci sono dei precedenti, cioè dei precedenti che lasciano supporre che in qualche modo la ditta avesse anche qualche altro problema, no? E quindi vorremmo verificarlo. Lo verifichiamo con le audizioni che dovremmo proseguire nei prossimi giorni e, se la legislatura non chiuderà subito, nei prossimi mesi, in maniera tale da avere una relazione che permetta anche alle autorità giudiziarie di procedere con maggiore chiarezza. Ovviamente non siamo in grado di dire nulla in questo stadio. Quello che siamo in grado di dire è che noi vogliamo che questi impianti, che sono fondamentali per il sistema industriale italiano e che sono diciamo, sotto l'attenzione dell'Unione Europea, che vuole innescare l'economia circolare, cioè quell'economia che punta a recuperare il 100% della materia prima seconda. E la stranezza è proprio questa: noi non vogliamo che impianti così rilevanti per il ciclo dei rifiuti, che di fatto cancellano i rifiuti e li trasformano in materia prima seconda, possano, come dire, dare adito a timori rispetto alla popolazione vigente. Quindi se anche dal punto di vista legislativo riusciamo a mettere in campo quelle soluzioni, quelle ipotesi preventive, quelle, diciamo, attenzioni dal punto di vista normativo e legislativo che impediscano a soggetti che non siano men che autorevoli e corretti nel procedimento, quindi che non ci siano cambio codici, che non ci siano truffe, che non ci siano rischi connessi con l'esistenza della popolazione vicina, tutto questo per riuscire a fare in modo che tutti abbiano piena certezza che gli impianti funzionano e che le ditte che sono autorizzate sono autorevoli. C'è un problema ambientale, che poi il problema ambientale, ed è questo che va compreso in maniera chiara, si collega al problema della salute. La salute lo vediamo nella Miteni, il caso dei perfluoroacrilici nella zona di Trissino, di Vicenza, Lonigo, eccetera, si è collegato con la salute di 200.000 persone e si è collegato e si sta collegando con purtroppo dati molto pesanti sulla salute dei dipendenti, dei 80 e passa dipendenti. Ecco, noi vogliamo essere un paese civile, vogliamo essere un paese che aiuta le imprese, ma che vuole anche mettere in campo una legislatura che garantisca i cittadini sulla tutela della salute per chi svolge l'attività legittima, corretta, assolutamente indispensabile dell'impresa. Quindi nell'interesse di tutti, credo anche nell'interesse della Vidori e dei cittadini di Vidor, questa visita della Commissione Ecomafie con l'intenzione di fare un focus anche per questo caso, così come per altri in Italia, assolutamente interessanti dal punto di vista legislativo.